Della sanità pubblica regionale è fuori controllo ormai, ce lo dicono tutti i dati, ce lo dicono i cittadini, lo sappiamo, lo sentiamo anche dalla voce degli operatori che qualche volta ce lo raccontano, e quindi è importante sottolineare che la Giunta Federiga non sta facendo niente per risolvere questa situazione, è una situazione che va dai consultori al punto nascita chiuso di San Vito, passando per la problematica nei pronto soccorsi. Sappiamo bene, tutti sanno, i cittadini conoscono questo problema perché tutti i giorni lo vivono sulla loro pelle. Sappiamo che molti rinunciano anche a curarsi, sono ormai il 10% della popolazione del nostro territorio regionale, e noi lanciamo un grido di allarme su questa situazione fuori controllo che non trova una soluzione, perché il centrodestra che guida la regione non accetta nemmeno i buoni consigli e la nostra mano tesa che abbiamo sempre continuato a tendere per il bene dei cittadini e per il benessere, per la salute. Noi abbiamo fatto proposte nel corso dell'ultima legge di stabilità legate prima di tutto alla fidelizzazione del personale, che è uno dei riteniamo che oggi il personale della sanità, anche in Friuli Venezia Giulia, venga pagato poco, e soprattutto che non venga fatto nulla perché in qualche maniera possa evitare di andare nel privato o di uscire dal sistema sanitario regionale. Le altre proposte riguardavano il potenziamento dei servizi di sanità territoriale, poi l'aumento dei fondi, e per quanto riguarda le case di riposo, quindi abbattimento delle rette a favore delle famiglie, e per quanto riguarda poi il potenziamento dei servizi di prevenzione, perché riteniamo che la sanità non sia solo cura delle acuzie, ma anche e soprattutto prevenzione.